Come valuta questa iniziativa dell'Ordine degli Architetti di Agrigento sul decreto Salva Casa? È un'iniziativa straordinaria. Abbiamo un decreto Salva Casa che è un decreto, devo dire, a livello nazionale scritto non troppo bene, ha necessità di approfondimenti. Noi alcune modifiche e miglioramenti siamo riusciti a portarli nella conversione in legge del decreto nazionale. C'è questa occasione del recepimento in cui possiamo dare ulteriori correttivi e quindi questo momento di incontro tra le varie professioni, professione e politica, professione e dirigenza dell'assessorato regionale al territorio e all'ambiente diventa un momento fondamentale di confronto per migliorare il decreto stesso. Ecco, lei porterà la sua esperienza in questo convegno qui ad Agrigento? Sì, io mi occuperò della parte paesaggistica perché credo che per il Salva Casa sia una novità importante poter parlare di legittimazione di piccole deformità in locali o spazi o edifici dove c'è il vincolo che sappiamo benissimo che adesso non si può fare, non si può modificare, soprattutto perché noi ereditiamo un patrimonio ormai obsoleto. Non riusciamo a toccarlo e dobbiamo dare vita e la norma deve in qualche modo dare l'opportunità a tutti di dare una garanzia e dare un futuro alle nuove generazioni. Questa è l'opportunità e noi dobbiamo sfruttarla. La legge deve essere in qualche modo migliorata. Noi oggi siamo in qualche modo per dare dei chiarimenti non per una quota parte ma per tutti, perché dobbiamo lavorare su un territorio che parte da Bolzano e arriva fino a voi e noi siamo in qualche modo a dare un segnale importante. Per quello siamo qua, per dare un segnale forte per il territorio, ma per tutta la politica. E non è poco, l'impegno è fondamentale e soprattutto quando c'è necessità di dover affrontare dei problemi come il decreto Salva Casa, perché il decreto Salva Casa è un decreto importante, ma certamente deve essere adeguato alle situazioni particolari, come ho fatto l'esempio di Agrigento, Palermo, Siracusa, dove il patrimonio edilizio e storico rappresentano un'identità per il popolo, non solo quello siciliano, bensì anche quello nazionale, perché noi siamo architetti e noi siamo coloro che dobbiamo fare in modo che le leggi vengano approvate, perché dobbiamo lasciare il futuro ai nostri figli. È una splendida iniziativa in linea con quello che sta succedendo nel quadro nazionale, perché insomma cerchiamo sempre di attenzionare con profondità quelle che sono le evoluzioni normative. In particolare in questo caso si inserisce nella linea di un'evoluzione continua della disciplina delle costruzioni e in particolare andando a sistemare una serie di elementi all'interno del 380 che però insomma purtroppo allo stato attuale sembrano formare sì alcune certezze ma sì anche diverse perplessità. Insomma, è già sul tavolo del Ministero la necessità di una circolare esplicativa su diversi aspetti che fanno in modo che quello che ad oggi è un provvedimento che dovrebbe essere immediatamente esecutivo necessiti invece di una serie di messe a punto senza le quali il lavoro dei miei colleghi sarà problematico. Sì, un convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento in continuità a quello che stanno facendo gli ordini territoriali in tutta Italia. Infatti quello di Agrigento è una tappa che segue quello che si sta facendo in tutta Italia, a partire dagli ordini del nord, del centro. L'ultima tappa è stata organizzata a Crotone nel mese di giugno, a poche settimane dall'uscita, dalla conversione in legge del decreto, e serve questa attività per poter incrementare sempre di più le conoscenze territorio per territorio, per far sì che il testo possa essere modificato, recepito nel caso della Sicilia, nelle sue migliorie che si possono dare e che può dare il mondo degli ordini territoriali, perché riteniamo che la base, quindi gli iscritti, i nostri professionisti, i nostri colleghi possono portare quel contributo e noi ovviamente come da portavoce per poter migliorare al massimo un testo che sappiamo non è sufficiente, non è definitivo,
per rispondere alle esigenze e alle necessità dei cittadini. Parliamo di queste iniziative, il quadro normativo sull'edilizia dopo il decreto salva casa in questo convegno che l'Ordine sta organizzando. Beh, come sempre l'Ordine degli Architetti di Agrigento, con la collaborazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo e in questo caso con la partnership di una serie di enti, di ordini, della Consulta, del Consiglio Nazionale degli Architetti e dei rappresentanti delle reti professionali, ha voluto dedicare, come ha sempre fatto in queste occasioni, una serata di riflessione su un argomento come quello di oggi, che è di grandissima attualità. È un'occasione che si incastona in un corollario, potremmo dire, di iniziative che il Consiglio dell'Ordine ormai sta portando avanti da tantissimi anni, ed in particolare alle iniziative dell'anno scorso, in particolare quelle del centenario della Fondazione degli Ordini Professionali degli Architetti Italiani. Quindi di questa sera è sicuramente un'occasione importante per poter ragionare su alcuni importantissimi aspetti di questa nuova norma che è stata convertita in legge, il decreto che è stato convertito in legge, la legge 105, e che oggi rappresenterà sicuramente un'occasione importante per il nostro territorio.